Buongiorno care persone all'ascolto, un saluto da Un sorriso in più onlus, da Paolo, per la rubrica Un viaggio nell'arte. Oggi vorrei trattare con voi di un artista di cui in realtà abbiamo già parlato nelle scorse puntate, ma che è così importante. Ha fatto delle opere così belle che non ho resistito a parlarvene ancora per un'altra opera. L'altra volta abbiamo trattato dell'Annunciazione, questa volta vorrei parlare dell'Ultima cena di Leonardo da Vinci. Prima di parlare dell'opera, però, mi piacerebbe riassumere con voi le coordinate essenziali della vita di Leonardo, di questo grandissimo genio. Leonardo da Vinci si chiama così perché nacque in un piccolo paesino della Toscana nel 1452, ossia Vinci, e era figlio illegittimo di un notaio che all'età di 10 anni lo portò a imparare il mestiere di pittore, non in un'accademia, al tempo non esistevano ancora, lo portò a imparare il mestiere di pittore in una bottega di un artista fiorentino già affermato come era il Verrocchio, dove per 10 anni rimarrà e dove inizierà a capire che vuole dipingere soltanto quello che è oggetto del suo studio, della sua curiosità e quindi dell'anatomia umana, della meccanica, dell'ottica. Noi dobbiamo pensare che addirittura Leonardo si dice aver realizzato le prime macchine che effettivamente potevano volare, anche se poi dopo bisognerà aspettare la fine dell'Ottocento perché si inventino davvero degli aerei meglio funzionanti. Però si dice che alcune invenzioni del Leonardo di cui troviamo traccia sui taccuini possano effettivamente, con molto sforzo, volare. E siamo nella metà del 1400 e questo ci dà la dimensione del genio che era. Leonardo da Vinci però non visse tutta la sua vita a Firenze, infatti a un certo punto decise di trasferirsi a Milano, alla corte di Ludovico il Moro. Perché? Perché alla corte di Ludovico il Moro gli venne data una sostanziale libertà di sperimentare, di scegliere come rappresentare le persone, di progredire nei suoi studi. E proprio in questa occasione lui dipinse una celeberrima opera come l'Ultima cena nel refettorio di una chiesa di Milano. Quindi la scelta del luogo, il refettorio dove i religiosi tutti i giorni si trovavano per mangiare di questa chiesa Santa Maria delle Grazie a Milano, coincide anche con il tema dell'opera in sé, ossia l'Ultima cena di Gesù. Molto famosa quest'opera, in realtà sconta dei problemi di conservazione. Leonardo, per fare più in fretta, perché il committente aveva davvero fretta che l'opera complessiva del convento terminasse, decise di farlo, di realizzarla utilizzando la tempera sul gesso, mentre generalmente per fissare il colore alla parete è necessario utilizzare la tecnica dell'affresco. Per questo, per lunghi decenni, secoli, fino ai giorni nostri, dove abbiamo in realtà delle tecniche più moderne che ci hanno permesso di riscoprire il colore originario, la vernice veniva via e quindi progressivamente doveva essere ridipinta e quando si ridipinge un'opera già dipinta inevitabilmente un po' la si rovina. Peraltro durante la seconda guerra mondiale miracolosamente quest'opera venne salvata da un bombardamento sulla città. Infatti, per dove è collocata, venne abbattuto tutto l'edificio attorno, ma non questa parete. E questo fu un vero elemento di gioia per noi perché ancora oggi la possiamo ammirare. Cosa dipinge Leonardo? L'ultima cena, ossia la cena per cui Gesù, di fronte ai suoi apostoli, che decide Leonardo di rappresentare sia sulla sua destra sia sulla sua sinistra gruppetti di 3 persone, Gesù, dicevo, annuncia che qualcuno quella sera l'avrebbe tradito e l'avrebbe consegnato, secondo il Vangelo ovviamente, ai romani per essere poi effettivamente crocifisso. Possiamo notare in questo gruppo pittorico
come la scelta di rappresentare i singoli apostoli in parallelo permetta di identificare cosa fa ognuno di loro. Visto che Gesù ha appena detto che qualcuno l'avrebbe tradito, c'è un diffuso stupore, un diffuso sdegno, tranne per una persona. Alla sinistra di Gesù, con un mantello verde, troviamo Giuda. Giuda è leggermente distaccato rispetto agli altri apostoli. Subito dietro di lui ci sono Giovanni, che ha dei volti un po' più femminili, come nella tradizione, nell'iconografia lo si dipinge, e di fianco Pietro che si è già alzato con un mantello blu e, se noi facciamo caso, ha un pugnale nella sua mano, perché Pietro tradizionalmente era un personaggio collerico, un personaggio vigoroso ma autentico. Abbiamo poi Andrea dipinto di giallo, con un mantello giallo, sulla nostra sinistra, che generalmente viene rappresentata come la persona più pavida, che alza le proprie mani per dire che lui non vuole avere a che fare con questo evento, lui non c'entra, mentre sulla destra troviamo comunque una discussione animata, a destra di Gesù, la nostra destra, scusate, animata tra gli apostoli, che si interrogano se saranno loro a tradire Gesù stesso. Perché questa scena è particolarmente efficace? Perché ci sembra di essere lì a osservarla mentre si sta svolgendo, e noi lo sappiamo perché Leonardo ha notato nei suoi taccuini due stratagemmi. Il primo stratagemma è quello di alzare leggermente il pavimento e allo stesso tempo di abbassare progressivamente il soffitto, così in maniera un po' innaturale a noi sembra che questa scena ci venga addosso quasi, mentre lo sfondo degradi, dove ci sono queste tre grandi aperture verso il paesaggio. E questo elemento che Leonardo ha deciso di progettare è un elemento voluto che vuole far sì che l'osservatore sia partecipe, e voi dovete immaginare questi religiosi che tutti i giorni mangiando si trovavano di fronte a quest'opera di bellezza immensa e si trovavano partecipi ancora della commozione, della tragedia che si stava per consumare. Spero che questo video vi sia piaciuto, un saluto da Paolo e ci vediamo al prossimo episodio.